Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio dallo stadio Dino Trento di San Giorgio in Bosco. Riflettori, anzi telecamere, puntate sull'incontro San Giorgio in Bosco Alto Astico Posina, gara valida per la 18ª giornata del campionato di prima categoria Girone C. All'andata fu 2-2. Terreno in buone condizioni, fa freddo e il cielo è coperto. Le formazioni: San Giorgio in Bosco, in completo bianco. Battistella, Favaro, Filoso. Pelosin, Gallo, Stona. Santinon, Villatora, Niuchecca, Rossato, Ferro. A disposizione di Antonio Pierobon, Ereno, Mason, Zaramella, Levantesi, Rossi, Zanin. Alto Astico Posina, in giallo-rosso. Cornolo, Gasparini, De Munari. Critelli, Marchiondo, Paolin. Grotto, Martini, Cristofori, Toldo, Dal Santo. A disposizione del mister Giancarlo Sperotto, Dal Pozzo, Lucca, Cominiuc, Bicego, Bragale, Frigo. Dirige l'incontro il signor Calore della sezione AIA di Padova. Avvio di gara con schema a sorpresa. Ve lo proponiamo. 10° Dal Santo per Gasparini, a fondo personale e conclusione alta. Un minuto dopo, da calcio piazzato, De Munari cerca il 7 con Battistella che smanaccia sopra il legno. Passiamo al 42°. Sulla fascia destra spinge Martini e centra. Cristofori non ha difficoltà a depositare in rete. Alto Astico in vantaggio. Sul risultato di 1-0 per gli ospiti finisce il primo tempo e con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Terzo minuto, dai 25 metri prova la conclusione Favaro, palla leggermente deviata da De Munari su cui Cornolo non arriva. È il pareggio del San Giorgio in Bosco. 15°, anticipa bene Grotto, avanza e mette al centro. Cristofori si fa vedere ma la sua deviazione è preda di Battistella. Insistita azione personale di Niuchecca, ottimo il suo sinistro, fuori. Dal sinistro di Filoso palla per Stona, a fil di palo. Gasparini da fuori area cerca Gloria, si distende Battistella e salva il risultato meritandosi l'applauso. Dopo 3 minuti di recupero fra San Giorgio in Bosco e Alto Astico Posina finisce 1-1. Ai nostri microfoni Giancarlo Sperotto, mister dell'Alto Astico Posina. Allora, prima cosa, dov'è, a quale territorio fate riferimento? Beh, noi siamo dislocati per il campo di allenamento a Velo d'Astico, in pratica la zona di Arsiero, l'uscita di Piovene per quanto riguarda l'autostrada. Le partite che giochiamo in casa le giochiamo sul sintetico di Sant'Orso, che è lì a pochi chilometri. Ecco, allora mister, un pareggio all'andata, un pareggio al ritorno. Un commento. Sì, diciamo che siamo sulla falsariga della partita dell'andata. In pratica, secondo me, abbiamo fatto molto bene la partita d'andata contro una delle squadre più attrezzate del campionato, a mio avviso. E quindi ai ragazzi ho fatto i complimenti all'andata per la prestazione. Gli devo fare ancora di più oggi perché secondo me abbiamo lasciato 2 punti sul campo. Allora, il primo tempo sicuramente avete dominato o comunque è prevalso voi. Nella ripresa invece c'è stato un netto calo. Sì, più che altro c'è stato un netto calo. Più che altro diciamo che San Giorgio in Bosco è una squadra attrezzatissima, quindi c'era anche da aspettarsi l'inizio del secondo tempo, soprattutto una prestazione un po' di più sotto il profilo fisico del primo tempo. È stato così, noi abbiamo un po' sofferto, però abbiamo sbagliato un paio di gol che in categoria non possiamo permettercelo. Cioè, non concretizzare quelle 2 o 3 azioni che abbiamo avuto vuol dire soffrire fino in ultima. Un'ultima domanda, obiettivo della stagione? Beh, a questo punto l'obiettivo nostro è la salvezza, faremo di tutto per non entrare nei playoff, nei playout, chiedo scusa. Difficile, ma ci proviamo. I ragazzi di questo ho cercato di convincerli che abbiamo le possibilità, visto anche gli ultimi risultati contro squadre importanti. È chiaro che poi se non dovesse essere così andremo agli spareggi e ci rigiochiamo lì la permanenza in categoria. Antonio Pierobon, mister del San Giorgio in Bosco.
Un primo tempo forse di marca ospite, il secondo tempo siete venuti fuori voi. Sicuramente, ha visto bene la partita, effettivamente è successo così e l'avversario si è dimostrato un avversario tosto e bravissimo, che ha fatto delle ripartenze, dell'umiltà, dell'agonismo, il valore è giunto e si è conquistato meritatamente il suo punto. Allora, qualche assenza ha forse pesato sull'esito finale della gara? No, non sono d'accordo perché noi abbiamo una rosa giovane anche che non fa pesare sicuramente il fatto che mancava qualche giocatore. La nostra forza è proprio quella del gruppo, del poter impiegare in varie situazioni anche i giovani che dimostreranno il loro valore e di conseguenza io non sto a guardare il fatto che mancava uno o l'altro. Il fatto è che purtroppo in questo momento incontrare anche delle squadre che stanno sul fondo della classifica non è semplice, non è facile perché giocano con un algoritmo alto e bisogna contrapporsi nella stessa maniera. Cosa è mancato per un altro gol per portare a casa la vittoria? Ma un po' di tranquillità sicuramente. Dopo avevamo un avversario che ritengo ostico, lo dimostra settimanalmente e perciò di conseguenza so che il popolo oppure può pensare che il fatto di incontrare l'ultima sia dovuta al fatto anche di conquistare i 3 punti, però non è semplice, non è facile perché ci sono squadre che giocano con un agonismo, ripeto, altissimo e di conseguenza se non l'affronti nella stessa maniera hai difficoltà. Carlo Alberto Marangon, presidente del San Giorgio in Bosco. Commento sulla gara di oggi. Diciamo che è stata una gara un po' difficile da parte nostra perché non siamo riusciti a tenere bene il campo e abbiamo lasciato più spazio a loro per giocare, per impostare le azioni. Noi abbiamo impostato magari meglio il secondo tempo del primo, però non siamo riusciti a concludere, per cui è stata una gara diciamo un po' difficile da parte nostra. Risultato giusto quindi? Beh, diciamo che noi avevamo avuto 2 occasioni che potevamo vincere la partita e non le abbiamo sfruttate. Diciamo sì, può essere un risultato giusto. Pensando al futuro, gli obiettivi di questa stagione? Beh, l'obiettivo è quello intanto di continuare a giocare, a fare una bella salvezza e dopo chi vivrà vedrà, insomma. Un pensierino serio ai playoff o addirittura al salto di categoria? Beh, i playoff, come è impostato adesso il girone, diciamo la classifica, ci sta il pensiero ai playoff. È alla vostra portata? Sì, ci sta. Però l'importante è che quando giochiamo, specialmente con le ultime in classifica, dobbiamo avere un po' più di voglia, un po' più di energia, insomma. Vabbè, la vittoria è rimandata la settimana prossima. Sì, doveva essere anche oggi perché veniamo da 2 pareggi e con questo è il terzo e speriamo alla prossima domenica, insomma.